Il continente europeo sta attraversando una grave crisi demografica a causa del calo della mortalità e del contemporaneo calo della natalità. Fenomeni questi che portano ad un invecchiamento della popolazione, ecco perché si fanno sempre più necessarie politiche innovative anche per la nostra regione che non è immune a queste problematiche. Ecco perché è stata depositata in Consiglio regionale una mozione con proposte per attuare un percorso di confronto su questi temi. Parliamo della denatalità, parliamo dell'invecchiamento della popolazione, parliamo della fuga dei giovani, parliamo della scarsa attrattività di questa regione e della necessità di favorire l'occupazione femminile e la parità di genere. Sono temi che si intersecano gli uni con gli altri e che non possono più essere affrontati in termini di semplici misure. C'è bisogno di politiche organiche, di politiche per la famiglia, di politiche per i giovani, di politiche per le donne e di politiche serie sull'immigrazione. Bisogna quindi interrogarsi su ciò che serve a questa regione attraverso l'ascolto dei cittadini, utilizzare le risorse che ci sono, serve iniziare un percorso partecipato per combattere questo inverno demografico. Alcuni dati sono assolutamente eclatanti, si stima che da qui a qualche anno serviranno 100.000 lavoratori in questa regione che non ci saranno. Queste sono le domande che il Consiglio regionale si deve fare, con il coraggio poi di utilizzare le enormi risorse che abbiamo a disposizione per finanziare dei percorsi di rilancio e di futuro. Proprio per questo abbiamo, come dicevo, depositato questa mozione che chiede alla Giunta un impegno su alcune linee specifiche a partire dai servizi per le famiglie.